Via Zaniol, via Zambeccheri nel quartiere di San Zeno a Treviso, ladri che si arrampicano non più sulle grondaie ma sui tubi del gas per raggiungere le finestre e poi utilizzando un cacciavite forzare le persiane ed entrare. Più colpi negli ultimi tempi, preziosi e contanti nel mirino dei malintenzionati. So che ci sono stati dei furti all'interno dei giardini, all'interno degli appartamenti. L'anno scorso, per esempio, alle 6 del pomeriggio hanno rubato ai vicini qua dietro, 6 del pomeriggio. In 10 minuti, 20 minuti gli hanno svuotato la casa. Poi nelle settimane scorse ci sono stati altre denunce, altre chiacchierie di furti, gente strana che gira in zona. Stradine interne, non di passaggio, tranquille, dice chi ci abita, ma allo stesso tempo poco sorvegliate. Una pattuglia dei carabinieri, polizia, vigili, almeno nei quartieri più stretti non si vedono tanto facilmente. In zona si sono visti ultimamente individui con addosso la pettorina di addetti del gas che si aggiravano per le case chiedendo di bollette non pagate e fotografando le condutture. Il sospetto è che fossero degli impostori e stessero monitorando la zona. Quel che è sicuro è che anche qui i furti sono ciclici e perpetrati da soggetti di diverso tipo, talvolta ladri di professione, talvolta giovanissimi. Fanno un raid da 7-10 giorni. 7-10 giorni fanno 4-5 appartamenti, quello che è, poi non li senti per mesi. E poi ritorna, sì. L'ultima volta che so che hanno beccato qualcuno erano ragazzini, tra i 14 e i 18 anni, quindi non è che parliamo di uomini, parliamo di ragazzini.